l'ufficialità impone il video. Voi sapete già probabilmente quello di cui, se non lo sapete, iscrivetevi al canale. Sapete cosa penso di Sarri alla Juventus e non va bene, non lo accetto per una serie di motivi che abbiamo già sviscerato. Semplicemente tu non sei un allenatore qualsiasi, tu sei uno che in conferenza stampa ha detto più volte in maniera ufficiale, non tra le righe, non sottovoce, hai detto che per avere i rigori serve la maglia a strisce. Hai detto che gli scudetti si possono perdere in albergo, hai detto delle cose, hai fatto il rito medio ai tifosi della Juve, hai detto che scendevi dal pullman se insultavano i napoletani. Loro rappresentano tutto questo e tu vai proprio lì e quindi è l'idea che muore, è l'idea del personaggio Sarri, dell'uomo Sarri che muore. Cioè, il popolo napoletano si può sentire tradito, ma il concetto vero è che lui tradisce se stesso con questa cosa qua, oppure semplicemente lui porta avanti il suo discorso di io sono un allenatore e fino alla fine devo portare avanti dal campetto di periferia fino alla finale dei Champions, devo portare avanti le mie idee, devo dimostrare al mondo che sono in grado, che mi avete sottovalutato, che invece sono probabilmente il migliore al mondo. Questa è la cosa sua, ma non giustifico. Ma quanta ipocrisia! Quanta ipocrisia! Vorrei vedere se ti offrivano tutti quei soldi. C'è gente che a Napoli si venderebbe per 20.000 lire e andrebbe dall'azienda avversaria. Ma quanta ipocrisia! Non ti faccio vedere, guarda. Se io ti do tutti questi soldi, no? Guarda, uno dietro all'altro. Tieni, anche gli spiccioli per le sigarette. Tieni, questi sono tutti i soldi che devi avere. Qua. Li vedi? Avanti, fammi vedere, se ti chiamavano i Backstreet, tu sei un musicista, se ti chiamavano i Backstreet Boys che non ti piacciono, fammi capire, ci saresti andato o no? No, vedi, il paragone è leggermente diverso. Non stiamo parlando dei Backstreet Boys che mi chiamano a suonare improvvisamente. Io ho sempre detto che i Backstreet Boys sono la rovina della musica e improvvisamente vado a suonare con i Backstreet Boys perché mi offrono una cosa di soldi. Stiamo parlando, e mi dispiace per Gigi D'Alessio, ma devo fare un paragone, devo cercare di fare un paragone come si deve. Mettiamo il caso che io sto suonando con Luca Sepe. E cito Luca Sepe perché effettivamente ci ho suonato ed è un grande artista che ha vinto Sanremo. Sto suonando con Luca Sepe e mi gioco Sanremo dopo 3 anni di prove, 3 anni alla grande di tour in giro per l'Italia. Mi sto giocando Sanremo punto a punto, voto a voto con Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio, per il suo potere politico che ha nella musica italiana, vince Sanremo facendo dei brogli col televoto. La Luca Sepe Band lo capisce e lo dice pure. Dopodiché che succede? Che mi chiamano a suonare i Foo Fighters, è chiaro? Cioè io sono andato da Luca Sepe, sono andato a suonare nei Foo Fighters. Dopodiché mi chiama Gigi D'Alessio e mi offre di tornare in Italia, a me l'Italia manca moltissimo, e mi offre di suonare con lui e quindi la possibilità di tornare in Italia. Io sto già suonando nei Foo Fighters e i Foo Fighters mi danno gli stessi soldi che mi dà Gigi D'Alessio. Io non vado da Gigi D'Alessio a suonare, questo è il paragone. Io sto con i Foo Fighters e dopo aver avuto un anno di successi mondiali con i Foo Fighters, dove abbiamo vinto un festival europeo, dopo mi può chiamare chiunque, mi possono chiamare altre band internazionali, mi può chiamare anche Vasco Rossi, ok, in Italia, mi può chiamare l'Inter e va bene pure, solo che però questo stiamo parlando dell'uomo, capisci? Non stiamo affrontando il discorso del popolo napoletano che smette di sognare. Questo è il punto. Perché nella musica che un bassista cambia da una band all'altra non cambia niente per i fan. Stiamo parlando dell'uomo. Io, uomo, che ho schifato Gigi D'Alessio, non ci vado a suonare, specialmente perché non mi sto morendo di fame e perché sto già suonando con i Foo Fighters. E probabilmente dopo i Foo Fighters mi vuole Vasco Rossi, Alex Britti, mi vuole Irene Grandi. Alex Britti la Roma, Irene Grandi la Fiorentina, eccetera eccetera. Io uomo non vado da Gigi D'Alessio perché ho detto peste e corna di Gigi D'Alessio.
Se io sto suonando con l'Empoli, sto suonando con, non faccio nessun nome piccolo, io se sto suonando con Pinco Palla e Gigi D'Alessio mi nota subito e mi offre la cosa, io probabilmente ci vado, perché sto guadagnando 0 lire, sto suonando per le spese e improvvisamente Gigi D'Alessio mi dà un vitalizio. Ma se sono arrivato ai Foo Fighters, mi spiegate che motivo ho di andare da Gigi D'Alessio? Che gli ho detto peste e corna. Quindi questo è l'uomo che sconfessa l'uomo per la sua ambizione di vincere i festival italiani. Facile, e chissà, magari giocarsi un Eurovision, ma poi in Europa le situazioni sono sempre diverse. Questo è il paragone, se vogliamo fare il paragone questo è. Attenzione con i paragoni, e anche se vogliamo fare i paragoni cade il discorso della dignità, resta in piedi. E quindi mi dispiace, ma non accetto. Non stiamo parlando che io sto suonando con Pinco Palla il napoletano e Gigi D'Alessio mi chiama e dice: senti, tu guadagni 5 euro, io ti offro 5.000 euro a data, vieni. E aspetti, caro Puzzo, mi metto a posto la famiglia. Questi hanno fatto dei sacrifici per farmi suonare. Avevo probabilmente la possibilità di diventare un avvocato, un dottore, invece ho lasciato tutto per fare la musica. Devo dare soddisfazione alla mia famiglia, lo faccio. Vado da Gigi D'Alessio anche se non mi piace, è un'opportunità professionale, lo faccio. No, io ho fatto la gavetta, io sono arrivato a suonare con Luca Sepe, grandissima esperienza, dopodiché mi scoprono i Foo Fighters, vado dai Foo Fighters e vinco un festival, guadagno fior di quattrini, dopodiché mi possono chiamare chiunque, la mia famiglia sta già a posto. Non devo andare a suonare con Gigi D'Alessio, mi dispiace. Statti bene tu, la tua maglia bianco-nera a strisce come sono, i tuoi occhiali rosa, io a Sare gli starò addosso, ad ogni dichiarazione, ad ogni scivolone, ai cori che faranno contro di noi, i giornalisti che improvvisamente avranno fatto il 360 gradi delle loro idee, la vittoria, il bel gioco, io gli starò addosso tutto l'anno e mamma mia, se non fanno il triplete con Ronaldo, con Sarri, pigliatevi pure a Isai, pigliatevi a Reina, questo sapete fare, questo sanno fare. Appena c'è un qualcosa di bello, di interessante, di formidabile e di strano che intacca il loro potere assoluto in Italia, Szczesny, Pjanic, Higuain, adesso Sarri, si pigliano tutte cose. Però il sogno non ve lo prendete, anzi questi movimenti secondo me ridaranno uno slancio, non è solo secondo me, qualcuno mi ha fatto notare questa cosa, daranno uno slancio al tifoso napoletano e se non è così ragazzi pensateci. Appello a De Laurentiis, fai uno sforzo quest'anno che infiammi tutta la piazza ed è capace che con un paio di nomi messi bene, non nomi solo perché sono nomi, giocatori che Ancelotti vuole, prendili e giocatela sul campo perché quest'anno l'Inter è più forte, la Juve deve riorganizzarsi, facci sognare, di vincere non ce ne importa, ma facci tornare a sognare perché noi siamo stati defraudati di quello e noi di vincere sì ci piacerebbe, ma la cosa importante è continuare a sognare, altrimenti il calcio è morto e ci avete ucciso lo sport più bello del mondo. L'appello a De Laurentiis l'ho fatto, da New York Valerio Fluido è tutto, a questi qua non li state proprio a sentire, non piegatevi, usate la vostra testa, formulate le vostre idee, non ascoltate i giornalai, non ascoltate nessuno, questa è gente che non merita. Sarri, complimenti.